Il pareggio per 0-0 conseguito dal Matera in maglia azzurra contro il Policoro poteva compromettere il primato in classifica dei materani e invece i risultati giunti dagli altri campi hanno addirittura permesso ai biancazzurri di isolarsi nuovamente in vetta alla graduatoria. Nell'esaminare la prestazione di oggi di Corrieri e Soci non si può quindi prescindere da questo dato di fatto, anche se resta l'amarezza di aver perso una ghiotta occasione per operare un ulteriore allungo. Ci sono state luci ed ombre questo pomeriggio il 21 settembre. Diciamo subito che abbiamo visto un Matera diverso da quello sconfitto a Nardò, con un Filidoro ritrovato e all'altezza del suo rendimento standard, almeno sul piano del carattere e della determinazione non si possono muovere appunti alla squadra. Purtroppo c'è stata la solita carenza in fase conclusiva, vuoi per un Policoro disposto in campo da Pagni in maniera impeccabile, pronto a neutralizzare con Miraglia e Marangi i tentativi di aggiramento sulle fasce, vuoi per la mancanza di lucidità e di freddezza quando si tratta di concretizzare la manovra. Se al tutto si aggiunge un pizzico di sfortuna, ecco che lo 0-0 è bello e spiegato. Il tema tattico della partita è apparso subito chiaro, oltre che prevedibile. Matera prevalentemente in avanti e Policoro più guardingo e pronto a far scattare il suo veloce contropiede. All'inizio i padroni di casa hanno cercato di sfondare centralmente anche con tiri da fuori area. Al 10° minuto una conclusione di Filidoro è terminata di poco fuori. Ancora Filidoro al tiro alcuni minuti dopo, questa volta la sua conclusione è stata parata dall'attento Labriola. Vicino al gol il Matera al 42°, quando un tiro da fermo di Ferrante ha mandato la palla sulla traversa, con Labriola questa volta apparentemente battuto. Non cambia la musica nel secondo tempo e subito il Matera si rende minaccioso con un affondo di Danza sulla destra. Il suo tiro cross è neutralizzato in 2 tempi dal portiere ionico. Al 24° è Caldarola ad impegnare la difesa ospite. Sulla ribattuta Ferrante tenta la battuta al volo, ma sbaglia la mira. Si porta in avanti anche D'Ambrosio e proprio da un suo cross nasce un'opportunità per Budroni, la cui sforbiciata finisce fuori. L'azione più pericolosa del Policoro si registra al 37° con un contropiede che Palermo sciupa spedendo a lato. Negli ultimi 10 minuti Gagliardi tenta la carta pugliese e il Matera può far sua la partita al 42° quando Ferrante, liberatosi bene sulla destra, manda un invitante pallone al centro su cui si avventa Filidoro. La sua conclusione si perde però sul fondo. Finisce così 0-0 con alcuni fischi del pubblico e qualche atteggiamento non proprio irreprensibile da parte di qualche giocatore. Segno evidente di un nervosismo in campo e fuori per certi aspetti ingiustificato vista la posizione di classifica. C'è solo da convincersi che l'obiettivo della promozione, ambito e atteso da tutti, può essere conseguito con l'apporto di tutti.